Amici bellini, rimettiamo gli occhiali da fabbro qua, perché è importante, che di calcio proprio non se ne può, ma stavolta lo capisco pure. Emozione, ma si sente emozionato, Spalletti. Pubblicità. È un marchio pazzesco. Rumore incredibile. Allora, niente pubblicità, è che la pubblicità evita poi che possa portarvi un contenuto approfondito. Michael Jackson Forever, of course, yes. Benvenuto sul canale, grande Michael. Il king del pop. Lasciate i like per questa partita che finalmente arriva, perché le polemiche sono state infinite e non avevamo dubbi. E mi sono anche reso conto che ieri non vi è arrivato il mio video e c'era una sola cosa di cui parlare e ho voluto non parlarne perché mi sono intristito, perché dobbiamo capire che non lo so se questo è successo anche negli altri anni, negli altri 2 anni in cui ha vinto il Napoli, se c'era questo odio, questo accanimento, non voglio nemmeno utilizzarli tutti i termini perché poi entrano nell'algoritmo e ci penalizzano a noi, però Varese, Foggia, Bergamo sono proprio le minacce proprio, e ho voluto evitare perché a me mi ha intristito e mi stanno rovinando la festa vedere malissimo, e c'è un passaggio della conferenza di Spalletti dove ne parlo, quindi noi con un Abrabama tattico siamo pronti anche a fare la formazione che credo sia questa, ma non lo possiamo sapere con certezza. Ti chiedono com'è cambiata la routine, cambia la routine? Non dobbiamo cambiare niente, si va dritto, cose che non dipendono da noi. Ah già, comincia Spalletti a dire che poi ci sono delle cose che non dipendono, e pensando io che si potesse riferire anche al risultato di Inter-Lazio, che giustamente potrebbe poi rinviare la matematica se la Lazio vincesse, Spalletti parla subito del rinvio perché si sa che quella è la cosa così, e dice il rinvio noi ci dobbiamo adeguare al prefetto, a quello che è stata una decisione per la sicurezza. È una cosa che cambia pure a noi, poi ci arriviamo. Quale sarà il primo pensiero quando va a dormire stanotte? È una sfida estrema per noi, per la città, sfida estrema anche per la città perché poi arriverà il finale, nel finale un messaggio, un appello fatto ai tifosi del Napoli che dovranno festeggiare sì ma in sicurezza. Come si pone di fronte alle lamentele della Salernitana la squadra, le lamentele di Sarri che pure si dice hanno apparecchiato il tavolo e il tempo cioè, piove e quindi io e i giocatori. Pubblicità. Dice noi non abbiamo affidato poi al prefetto il nostro campionato. Spalletti cerca di dire non è che noi stiamo vincendo questo campionato perché ci hanno dato una mano dal prefetto oppure perché tutto sia stato fatto, sarebbe anche assurdo pensarlo. Noi ci stiamo adeguando anche noi perché anche noi abbiamo dovuto cambiare il programma di quelli che erano gli allenamenti, perché poi cambia questa qua, poi cambierà quella con l'Udinese e insomma, però per la sicurezza uno si deve adeguare. Scrivetelo sotto i messaggi, chiamate l'ASL, avete chiamato l'ASL, non c'è crescita nel dialogo poi a rispondere a certi tipi di atteggiamenti. Qualcuno vorrà anche protestare e fare polemica sulla scelta dell'arbitro di Torre Annunziata mandato a Inter-Lazio perché deve far vincere l'Inter. Io veramente non ho parole. Spalletti torna poi almeno ci prova a parlare della Salernitana e dice loro comunque vengono da 8 partite utili consecutive, parla di Sousa, parla di Iervolino che sono proiettati verso il futuro e dopo ci ritornerà sulla Salernitana, ma sono tutte frasi fatte, non si parlerà di campo e in questa partita è anche difficile parlarne, anche perché poi Elmas, ma poi ci arriviamo. L'ultimo chilometro in bici, si guarda dietro, si guarda avanti, che ciclista sarebbe? Spalletti accetta il paragone con il nuovo con lo sport, che però lui dice i giocatori sì potrebbero anche essere ottimi ciclisti perché vanno bene anche singolarmente, però dobbiamo ricordarci che il calcio è un gioco di squadra e quindi è il collettivo, non è che tu fai l'addizione dei vari singoli e si arriva poi al risultato, è il collettivo che poi ha fatto. Vi ricordate anche tatticamente lui ci dice più che l'1 contro 1 noi dobbiamo fare il 3 contro 3, perché nell'1 contro 1 le squadre abituate ad affrontarci 1 contro 1 hanno la meglio, invece se tu sei 3 contro 3 e hai il pallone lì puoi creare quella rumba
ve lo do io questo spunto, non l'hai detto manco Spalletti, ma è facile individuarlo. Quindi è nel collettivo che il Napoli è stato migliore degli altri. Elmas che ha detto tranquilli, se la Lazio non vince noi con la Salernitana vinciamo in un modo o nell'altro, e si fa una risata Spalletti. Elmas non so nemmeno se gioca, giustamente, anche perché non lo vediamo qua, ma potrebbe anche significare che non gli è piaciuto questa cosa, nel senso che non stacchiamo la spina e cerchiamo di non entrare poi in campo presuntuosi. È chiaro, la voglia di vincere, la fame, non c'è dubbio, l'abbiamo dimostrato anche nel finale con la Juventus, potevamo accontentarci e non ci siamo accontentati. Però Spalletti con una risata dice non so se gioca, ma speriamo che questo messaggio sia arrivato nel modo giusto anche agli altri compagni. Io poi non auguro a nessuno di perdere, questo è il passaggio che per me è fondamentale, io non auguro a nessuno di perdere, quindi lui non è che spera che la Lazio non vinca per poi vincere così, noi dobbiamo fare il nostro. Se succede quello che succede tra Inter e la Lazio, succede, e noi dobbiamo fare il nostro. Ma se la Lazio dovesse vincere, noi comunque dobbiamo fare il nostro, e non accetto l'odio verso gli altri. E questo mi ricollego, capito, a Varese, a Bergamo, a Foggia, veramente Salerno, ne abbiamo sentite di tutti i colori da tutte le parti d'Italia, e io non lo so quando hanno vinto nell'ordine Juventus, Milan, Inter negli ultimi anni, perché parliamo di 23 anni dove vincono sempre loro, ci sono stati gli stessi comunicati e non lo abbiamo saputo, di gente che dice non dovete, nessuno si permetta di festeggiare lo scudetto della Juve, qua nessuno, perché noi siamo i tifosi del Varese, nessuno si permette, l'avete detto, perché può essere pure che i social nel frattempo sono esplosi e quindi ci arrivano più idee, però abbiamo visto anche i festeggiamenti dello scudetto dell'Inter a Varese, i festeggiamenti dello scudetto del Milan a Varese, e nessuno si è posto il problema di dire leva quelle bandiere da mezzo, i bambini che sono, quindi io non vi mostrerò queste cose perché sono cose che fanno male, a me hanno fatto male, mi hanno rovinato un po' l'umore della giornata, poi l'umore si aggiusterà quando dovremo gridare che siamo campioni d'Italia. Immediately, with a little bit of heat, immediately goes off. Unbelievable. Quindi saremo campioni d'Italia e non ci penseremo più, però è molto triste. Quindi Spalletti dice che non deve rispondere né a Sarri né ad Allegri pure che ha sfottuto. Allegri niente, arriverete sesti, a noi dice avete il campionato, niente, tutto a posto, vi renderete conto che questi sono gli esempi e poi i tifosi fanno quello che devono fare, questi sono gli esempi, va tutto bene, in televisione i giornalisti sono più aggressivi degli youtuber, sì, questi sono gli esempi che stiamo vivendo e i risultati sono questi, che i tifosi poi sono sempre più esagitati. Bravi, complimenti, state veramente tranquillizzando il clima disteso, veramente complimenti. Noi dobbiamo pensare ai tifosi, dice Spalletti, neanche a noi stessi. Molto spesso si dice dobbiamo pensare a noi stessi, chiuderci all'interno, no, noi dobbiamo pensare ai tifosi che si devono godere questa giornata. Avete fatto meglio, dice, nel secondo tempo con la Juve, perché nel primo tempo Spalletti dice ma perché nel primo tempo che abbiamo sbagliato. Anzi, noi nel secondo tempo dovevamo stare attenti a Chiesa e Di Maria, quindi rischiare qualcosina, e Spalletti ci ricorda che non c'è squadra al mondo che poi quando decide di fare un calcio di possesso e di dominio non rischia qualcosina, quindi va bene. Però qua passaggio tattico che nessuno gliel'ha chiesto ma Spalletti ci regala: la riaggressione quando si fa nella metà campo avversaria bisogna finire l'azione il prima possibile, e ci fa l'esempio del gol di Kvara con l'Atalanta, perché quando la recuperi nell'area avversaria, boom, subito devi andare verticale e subito devi cercare di chiudere l'azione, che sia con un tiro da fuori, che sia con un tiro che stai arrivando, con un cross dove arriva. Perché? Perché se la riaggredisci nell'area loro vuol dire che loro stavano sviluppando, avevano fatto dei movimenti in avanti e quindi hanno un'inferiorità numerica. Se invece la recuperi nell'area tua, la devi continuare a far girare, così perdono le posizioni. Spalletti resta con noi, molto bene, e quindi ci spiega quello che significa fare il rischio della riaggressione, però ti porta anche dei benefici, perché molto spesso, anzi più che sempre, quasi sempre, ti porta a dei vantaggi. A Napoli non si può non andare, qua vabbè, varie pubblicità che ve lo dico a fare, cominciano ad essere incomprensibili le risposte senza sapere le domande. Dice i figli gli hanno detto a Napoli non si può non andare, poi bisogna vincere, perché bisogna vincere, a Napoli sono abituati a un certo tipo di calcio. Spalletti pensava allo scudetto all'inizio del Tour dell'Anima, e da questa domanda ovviamente di Antonio Giordano
Da questa poi tutti quanti hanno detto ma voglio riprendere la cosa del Tour dell'Anima, e il Tour dell'Anima, e il Tour dell'Anima si gioca per il massimo, dice Spalletti. Uno ci pensa, non ci pensa, ma è chiaro che giochi per fare il massimo. Per esempio oggi siete in 40 qua, prima ne eravate 10, oggi siete in 40, quindi vuol dire che si è fatto qualcosa di importante. Fatti una conferenza lunghissima, pubblicità. Volevo chiederle, Spalletti, una domanda magari un po' banale, ma è un po' emozionato? E io qua chiuderei la serranda e ce ne andiamo, perché le dà soddisfazione di rompere l'egemonia che avveniva dal 2001 con quelle sole due città che si dividevano tutti gli scudetti. Non è inutile ripetere la risposta. Il Tour dell'Anima cosa la lascia? Aspettiamo. Spalletti da qui comincia a rispondere aspettiamo, perché poi tutte queste risposte, se ve le do già, quando vincimmo mi facite una voto, perché proprio l'ha detto proprio in napoletano, mi facite una voto si domanda, e va già a rispondere la stessa cosa, oppure filosoficamente mi devo inventare altre cose, le montagne da scalare, le cose così, ma che aspettiamo. Al gol di Raspadori, per esempio, io non mi sono mosso, ho avuto questa reazione di non muovermi proprio. Vediamo quando arriverà un gol che può essere quello decisivo quale sarà la mia reazione. Aspetta, troppi stereotipi a Napoli, e Spalletti fa un elenco delle cose che Napoli è, una città energica, a volte folle, vista da fuori può sembrare teatrale, nel senso poco vera, un po' artefatta, ma invece è tutto vero, l'entusiasmo che hanno, il modo in cui lo dimostrano è tutto vero. I mister sono degli uomini soli, dice lei come la vive, comunque è un uomo solo rispetto al gruppo, ma lui dice no, c'è sempre Ciro che mi porta in giro e mi prende al mattino, quindi solo non sono mai, poi arrivo, ci sono i giocatori, e me l'hanno detto spesso, non hai mai vinto, alleni da tanto tempo, non hai mai vinto, ma se l'attesa di vincere poi ti porta a vincere con il Napoli, sono contento che sia così, ma bisogna aspettare il terzo scudetto. No, questa è una cosa che mi stavo divertendo io mentre leggevo, niente. Ha detto di più alla squadra, si fa analisi, non è che devi dire qualcosa di più ma si fa l'analisi della partita e anche dell'ambiente, del momento in che sta vivendo l'ambiente. Sosa è un uomo colto, conosco anche De Santis che l'ha avuto come portiere, Iervolino eccetera eccetera, la conosciamo, poi si può dire che la spensieratezza varie pubblicità, e Spalletti nel messaggio finale dice che bisogna saper vincere anche fuori dal campo. Noi dobbiamo essere bravi come squadra a saper vincere in campo, e poi fuori alla fine della partita bisogna saper vincere divertendosi senza creare problemi, perché Spalletti ci ricorda questa deve essere la festa dei bambini e i bambini sono i figli di qualcuno, quindi noi dobbiamo immaginarci mentre facciamo festa e ci divertiamo, ci dobbiamo immaginare un nostro figlio che può essere messo in pericolo da certi comportamenti che non sono ideali. Ragazzi, la formazione io la metto così, è chiaro, Rachmani viene da un infortunio e potrebbe dare spazio a Juan Jesus o addirittura un Ostigard, non lo sappiamo, però potrebbe riprendere. Mi sa anche di giusto premio a questo gruppo finire come si è cominciato, con gli 11 ideali, ovviamente Oliveira perché Mario Rui, Lozano perché Politano ovviamente non sono ancora disponibili, Zielinski ha riposato un pochino e lo rimettere in campo. Ho visto bene Lobotka, ho visto bene Anghissà, Kvara, Osimhen, ha recuperato Simeone, quindi andrà in panchina. Può essere che Mario Rui e Politano verranno convocati per partecipare a un'eventuale festa, però io credo che questa sia la situazione. Possiamo ovviamente vedere Elmas, possiamo vedere Ndombele, possiamo ragionare su quelli che entreranno dopo, ma possiamo pensare a un turnover ampio qualora si dovesse fare adesso, e se no dopo l'Udinese poi ci pensiamo. Da New York veramente Valerio Fluido è tutto, perché domani state tuned, perché potrebbe succedere qualcosa. Io mi devo svegliare alle 6:30 del mattino, sapere che succede tra Inter e Lazio e poi decidere il mio destino, forte o non forte, perché i destini forti, tra l'altro sul fluido.net state bravi, vi ringrazio tantissimo, anche fare il doppio ordine, quindi una spedizione è ottimo come idea. Se volete dei prodotti speciali, no mi piace il tutto per lei ma lo voglio sulla flag, oppure mi piace la scritta destini forti ma la voglio sulla tazza, fatemelo sapere in privato e io vi accontento. Dai, sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saveri da Soli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.